Buongiorno a tutti, benvenuti a questo Open Day Digital Experience di ITS Academy Turismo Veneto. Io sono Giulia Forti, sono la referente per l'orientamento di ITS Turismo e sono anche tutor per la sede di Bardolino del corso Hospitality. Qui con me oggi vedete che ci sono altre due ragazze collegate, Katia e Matilde. Sono due corsiste di secondo e primo anno rispettivamente, alle quali lasceremo tra poco la parola perché ci possano raccontare un po' la loro esperienza all'interno, delle aule, ma anche fuori dall'aula dove si trovano adesso, di ITS Turismo. Come ci organizziamo in questa chiacchierata insieme di circa 30 minuti? Nei primi minuti vi darò un'infarinatura, una panoramica di quella che è la nostra offerta formativa, della nostra fondazione. Vedete già sullo schermo il sito www.itsturismo.it, che potete anche consultare mentre adesso ve lo racconto rapidamente, e dove ovviamente troverete delle informazioni molto più approfondite e ricche rispetto a quelle che vi posso dare io adesso, specialmente sui contenuti e le unità formative dei corsi. Dopodiché lascerò la parola alle ragazze e ovviamente avrete lo spazio anche voi per lasciare le vostre domande nella chat, e di modo che noi possiamo rispondere e aiutarvi a chiarire ogni eventuale dubbio rispetto a quello che vi avremo raccontato. Direi di iniziare subito con, il raccontarvi che cosa sono gli ITS, anche se immagino che molti di voi già lo sapranno perché probabilmente essendo già entrati in contatto con noi, magari hanno ricevuto qualche informazione anche tramite la scuola, ma brevemente gli istituti tecnologici superiori sono delle scuole di alta formazione post diploma, delle academy di specializzazione professionalizzanti. Facciamo parte della filiera terziaria della formazione riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, quindi accanto alle università e alle accademie vi sono da ormai oltre 15 anni in Italia gli istituti tecnologici superiori. Ci differenziamo dalle università perché abbiamo un carattere professionalizzante, molto vicino al mondo delle aziende e delle imprese, tanto che sono le aziende ad aiutarci a definire i contenuti dei corsi e soprattutto a supportarci nell'accogliere i ragazzi in stage. Parliamo di stage perché è una formazione molto pratica, è una formazione nella quale una parte del percorso del biennio si svolge in aula, con le lezioni tenute da professionisti ed esperti. Li potete anche vedere sul nostro sito, c'è la sezione docenti, eccoli qui, questi sono i volti di alcuni dei nostri formatori, quindi non sono insegnanti o professori, ma noi parliamo di formatori, quindi di docenti che arrivano dal mondo delle imprese. Sono consulenti, formatori aziendali, sono manager titolari di aziende nel settore turistico che mettono a disposizione dei ragazzi il loro tempo per trasmettere delle competenze aggiornate rispetto a quello che è necessario sapere oggi quando si entra nel mondo del lavoro. Quindi già nell'aula un grande elemento di vantaggio essere a contatto con questi esperti. Ma poi il cuore delle formazioni negli ITS, a differenza delle università o di altri contesti di formazione, è l'esperienza di stage. Quindi nel corso del biennio, dopo la parte di formazione in aula che generalmente si svolge tra ottobre e marzo, si entra in stage in primavera per 2 mesi e mezzo, 400 ore di esperienza di stage. E le ragazze in questo momento sono entrambe in stage e dopo ci racconteranno l'azienda in cui si trovano e come sta andando la loro esperienza. Poi l'estate rimane libera. Questa è una scelta che noi facciamo perché occupandoci del settore turistico abbiamo piacere che poi i ragazzi possano sfruttare la stagione estiva per lavorare in autonomia, cosa che si verifica direi nel 90-95% dei casi all'interno della stessa azienda in cui hanno svolto il loro tirocinio. Il secondo anno si ripete identico, quindi aula tra ottobre e marzo, stage in primavera e poi un esame di Stato. L'esame di Stato che permette di ottenere il diploma di quinto livello nello European Qualification Framework. È un diploma di tecnico superiore che quindi è riconosciuto a livello ministeriale, nazionale e internazionale in tutta Europa. Corrisponde a un quinto livello, significa che la maturità che avete conseguito o che state per conseguire corrisponde a un quarto livello e una laurea triennale ad un sesto livello. Ci troviamo quindi in una posizione intermedia, ma che si differenzia appunto dall'università proprio per questa caratteristica
di essere percorsi molto vicini al mondo del lavoro, tanto che l'obiettivo dell'ITS è proprio quello di accompagnare i corsisti nel corso del biennio a individuare un'azienda e a poi inserirsi in modo professionale con competenze aggiornate, updated, diciamo, all'interno dei contesti aziendali. Sono previste anche una serie di benefit nel corso del biennio, come le certificazioni sulla sicurezza, alcune certificazioni opzionali come la certificazione linguistica TOEIC, perché siamo un centro abilitato TOEIC Center, e una serie di altri benefit, contributi per l'alloggio, borse di studio, felpa e divisa, il computer incomodato e altri materiali. Il costo dell'iscrizione, ve lo comunichiamo subito, è di 500 € all'anno. Gli ITS a livello nazionale, a livello regionale, siamo 8 fondazioni in Veneto, abbiamo delle quote di iscrizione che vanno tra i 400 e i 900 €, noi ci collochiamo nella fascia, diciamo, più bassa. Questo è un contributo a carico dello studente, a fronte di un costo effettivo del master che si aggira attorno ai 10.000 € per corsista. Questi soldi ulteriori, questa cifra ulteriore è ovviamente frutto di finanziamenti pubblici, PNRR, Unione Europea e via dicendo. Quindi, per accedere agli ITS vi è ovviamente una selezione, magari poi ne parleremo con le ragazze, ci racconteranno un po' com'era andata la loro selezione. Vi posso già anticipare che quest'anno le selezioni si terranno il 9, 10, 16 e 17 luglio al campus di Jesolo, indipendentemente dal corso per cui vi iscrivete. Ovviamente le iscrizioni sono già aperte. Nella sezione iscrizioni del nostro sito potete compilare un form molto semplice, non vincolante, con i vostri dati personali, selezionando poi anche il corso o i corsi di vostro interesse. Potete anche candidarvi su più corsi e poi decidere in un secondo momento per quale poi presentarvi alla selezione, e verrete poi convocati in una delle 4 date. Ovviamente se avete un impegno in una di quelle date potete decidere e comunicare di essere spostati ad una data per voi più utile. Passiamo rapidamente a una carrellata sui corsi, posto che adesso non ve li potrò raccontare nel dettaglio, ma diciamo che abbiamo 8 sedi su tutto il territorio regionale, con 8 percorsi, 8 specializzazioni diverse nei settori del turismo, dell'arte e della cultura e dell'organizzazione di eventi. Abbiamo i corsi legati alla destinazione: Dolomiti Tourism Marketing and Communication a Belluno e Tourism Destination Marketing and Communication ad Asiago. Questi 2 corsi nelle destinazioni montane sono corsi che vi insegnano, che mirano a formare delle figure che abbiano delle competenze nella gestione della destinazione turistica, con particolare riguardo a quella della montagna. Chiaramente le tecniche che si acquisiscono in questi corsi sono poi applicabili a qualsiasi altro contesto. Quindi parliamo di destination marketing, di destination management e gestione anche dell'ospitalità e di eventi, in particolare eventi sportivi, con importanti collaborazioni. Parlo in particolare della sede di Belluno con la Fondazione Cortina. Per questi 2 corsi abbiamo anche l'opportunità dell'alloggio gratuito per gli studenti fuori sede. Abbiamo poi il corso, diciamo, più storico, il nostro corso storico, che è il corso Hospitality Marketing and Communication, che ovviamente si è rinnovato tantissimo nel corso degli anni, che ha sede a Jesolo, a Bardolino in provincia di Verona sul lago di Garda e a Chioggia. È un corso che affronta il tema del turismo a 360 gradi, è il corso che sta frequentando Katia, che è qui collegata con noi. Si parla di ospitalità, di gestione della struttura ricettiva, di front office, di back office, del mondo del viaggio, quindi di agenzie viaggi, tour operator. Si parla anche qui di destinazione, di wine hospitality, si parla anche in un piccolo modulo anche di organizzazione di eventi. Insomma, si ha una panoramica a tutto tondo sulla gestione dei flussi turistici, del viaggio e dell'ospitalità, con un focus però sul tema della ricettività del mondo dell'hotellerie. Abbiamo poi, sempre parlando di ospitalità e di accoglienza, un corso che ha la stessa impalcatura dell'hospitality, ma con un focus sui servizi di spa e wellness, che non a caso si trova ad Abano Terme. Quindi qui parliamo della gestione dei servizi spa, benessere e termali per le strutture che offrono appunto questi plus nei loro servizi al cliente.
Un corso che ha una curvatura sul digitale e sulle tecnologie è il corso Tourism Innovation, che ha sede a Jesolo, è il corso sul digitale, sul 4.0, dove le tematiche hospitality che vi ho appena elencato sono affrontate con un focus più preciso e più spinto sulle tecnologie, quindi su design thinking, su analisi di dati, su virtual reality, strumentazioni 4.0 per l'impresa turistica. Parlando sempre di digitale e di temi di questo tipo, abbiamo altri 2 corsi che possono interessarvi. Il corso Art and Culture AI, che ha sede a Venezia, è un corso nel quale ci occupiamo invece dell'area dei beni culturali. L'obiettivo è quello di formare delle figure che sappiano promuovere e comunicare i beni e le attività culturali, quindi il patrimonio culturale, soprattutto regionale, che vi viene trasmesso anche con un'unità formativa dedicata proprio alla storia dell'arte veneta, e l'obiettivo è insomma trasmettervi delle abilità per conoscere le strumentazioni, le strategie di marketing e di comunicazione per valorizzare il patrimonio artistico e culturale. Sempre di tecnologia si parla anche nel corso Events and Digital Management, un corso unico sul panorama nazionale, è l'unico ITS al momento che offre un corso sull'organizzazione di eventi. Ha sede non a caso a Verona, è il corso che sta frequentando Matilde. Verona come hub a livello del nord Italia, ma anche a livello internazionale di grandi eventi. In questi giorni è in corso Vinitaly, uno dei tanti, ma quindi parliamo sia di eventi congressuali, eventi MICE e business, ma anche dell'organizzazione di eventi culturali e di spettacolo. Sapete tutti che Verona ha la fortuna di avere questo meraviglioso teatro all'aperto che è l'Arena di Verona. E poi per chiudere il corso Food and Wine Tourism, Marketing and Communication, il corso sul turismo enogastronomico che ha sede a Villorba, provincia di Treviso, e a Verona, quindi 2 sedi per questo corso che ha una parte legata alla gestione della ristorazione, quindi di tutti i servizi di ristorazione, di banqueting e di catering, di food and beverage management e menu engineering, e dall'altra parte l'altra anima di questo corso è legata al mondo proprio del turismo enogastronomico, quindi come l'esperienza turistica può essere un vettore di valorizzazione dei prodotti enogastronomici, quindi vino e cibo di un territorio. Ecco, io ve li ho raccontati veramente con parole chiave in modo molto breve, ovviamente voi potete andare ad approfondirli. Prendiamo per esempio il corso eventi che sta frequentando Matilde. Potete aprirvi ovviamente navigando sul sito la pagina del corso, potete andare a vedervi le parole chiave di cui ci si occupa, i contenuti, potete andare ad approfondire le figure, quindi i possibili sbocchi professionali, e poi andare ad approfondire anche tutto il piano di studi, dove potete vedere anche in termini di ore quali sono i contenuti del corso e quante ore vengono spese dedicate a ciascuna unità formativa. Per approfondire potete rimanere in contatto con me e fissare eventualmente anche un colloquio di orientamento personalizzato in cui possiamo dedicarci più nel dettaglio anche ai contenuti del corso, dei corsi, nel caso in cui foste eventualmente indecisi. Nella sezione orientamento potete andare a prenotare un colloquio one to one di 30 minuti che si svolgerà online nel momento che voi preferite. Adesso io mi taccio e lascio la parola alle ragazze perché come sempre ho parlato troppo a lungo, e quindi Matilde, lascerei la parola a te per raccontarci un po' la tua esperienza. Matilde è al primo anno del corso Events and Digital Management. Ti chiederei magari intanto di raccontare come sei arrivata all'ITS, come mai hai maturato questa decisione, qual è stato il tuo percorso e magari gli highlights, gli elementi un po' più interessanti del tuo percorso fino a qua e fino allo stage dove lo stai svolgendo, magari ce lo dirai anche. Va bene? Ok, eccomi qui, Grazie. buongiorno. Buongiorno, sono Matilde, io abito a Padova, ho 24 anni, quindi sono probabilmente un po' più grande rispetto alla maggior parte degli studenti che si approcciano al mondo ITS, però ho deciso di intraprendere questo percorso come, ehm, eh, diciamo, master proprio per affinare un po' delle tecniche relative al mondo ovviamente degli eventi, che è l'ambito in cui al momento, di cui al momento mi sto occupando, e anche per rafforzare un percorso di studi precedente che avevo fatto, che è una triennale in disegno industriale, quindi il design, ecco. Mi sono approcciata al mondo ITS grazie ad esperienze di conoscenti,
che mi hanno parlato molto bene di questo tipo di esperienza, le quali adesso stanno comunque lavorando nell'ambito per cui hanno studiato, e questa cosa diciamo che è stato un po' la discriminante che mi ha fatto scegliere questo tipo di percorso rispetto magari ad altri, eh, in seguito alla mia triennale, proprio perché quello che cercavo nel momento in cui ho scelto quale master intraprendere era trovare un percorso che mi desse sia delle competenze appunto teoriche, grazie anche a tutti i moduli che abbiamo modo di affrontare in aula, con tantissime esperienze di docenti, chiamiamo appunto docenti, però in realtà professionisti del settore che hanno delle proprie realtà molto strutturate alle spalle, che ci portano la loro esperienza e le loro competenze. E allo stesso tempo diverse ore di pratica, grazie non uno ma a ben 2 stage, quindi per un totale di 800 ore, che ti danno proprio la possibilità di mettere in pratica quello che hai affrontato nei mesi precedenti in aula, ma in un contesto sicuramente che ti dà già un'idea del panorama lavorativo a cui poi fai riferimento. Al momento, infatti, io ho iniziato da più o meno una settimana il mio stage del primo anno, lo sto facendo qui a Padova in un'agenzia, uno studio di eventi e comunicazione, il cui titolare è stato anche docente di uno dei moduli principali del nostro corso. E quello che sto facendo adesso è appunto occuparmi di progetti che appunto sono progetti che il mio tutor aveva già in atto grazie alla sua esperienza, ma la cosa bella e positiva di questa esperienza finora è il fatto di poter avere un rapporto one-to-one con il tutor di riferimento, quindi lavorare a fianco di una persona che ha maturato anni di esperienza in questo settore e che mi dà anche la possibilità di spaziare, di portare un po' la mia esperienza, la mia creatività, degli spunti, ecco, di riflessione, e proprio per costruire un po' anche un mio bagaglio personale, ecco. Quindi mi sento proprio di consigliare questo tipo di esperienza. Grazie Matilde, bellissima quest'ultima cosa che hai detto, cioè anche la predisposizione del tuo tutor e insomma succede spesso insomma dei formatori soprattutto e la loro abilità anche nel saper valorizzare le competenze, i punti forti dei ragazzi, lasciandogli modo anche di esprimersi. Diciamo che l'obiettivo di questi nostri percorsi è quello di dare delle competenze operative, sicuramente pratiche, ma anche di analisi, quindi una capacità analitica delle situazioni, una capacità di essere propositivi, avere un approccio un po' manageriale in qualche modo, quindi a portare novità, portare innovazione all'interno dell'azienda e sentire di poter fare la differenza e di contare qualcosa perché si hanno gli strumenti per poter dire la propria e poter entrare nelle discussioni con i colleghi. Grazie, grazie intanto Matilde, poi magari torneremo con qualche altra domanda. Allora adesso lasciamo la parola a Katia, che ha uno sfondo con il logo dell'azienda in cui si trova, la vedo tutta ben vestita, elegante. Raccontaci Katia dove ti trovi in questo momento e qual è stato il tuo percorso fino a qui. Allora, io adesso sono a Dublino, sto svolgendo l'Erasmus, quindi lo stage ma all'estero, e sono in hotel, in uno dei migliori hotel dell'Irlanda, che è il Conrad, e sono molto felice di questa opportunità, assolutamente. Una cosa che magari non è stata menzionata prima da Giulia è anche la possibilità di fare il secondo stage all'estero, grazie appunto al programma Erasmus+. Io frequento il corso di Bardolino, quindi Hospitality Marketing and Communication, vengo anch'io da Padova e mi sono trasferita a Bardolino per frequentare il corso. Il primo anno ho fatto uno stage sempre nel mondo dell'hotellerie, sempre nelle grandi catene a Padova, e mi ha dato la possibilità non solo di continuare la stagione da loro, che poi vabbè, ci sono stati un po' di cambio di programmi, alla fine non l'ho fatta con loro, l'ho fatta da un'altra parte, però comunque erano molto predisposti, ecco, a tenermi anche per l'estate. Sono in contatto con loro magari per tornare anche dopo l'esame di Stato.
E, e mi hanno, diciamo che lavorare e studiare allo stesso tempo è molto formativo dal punto di vista proprio personale di ciascuno di noi, perché è molto importante sì avere tutti i preconcetti teorici, scusate, ma mettere in pratica tutto ciò che si impara penso sia la cosa essenziale per avere, diciamo, un futuro positivo, soprattutto nel mondo del turismo, perché abbiamo sempre il contatto con le altre persone, abbiamo sempre la necessità di dover organizzare e allo stesso tempo relazionarci con gli altri e quindi trovo molto importante, ecco, il fatto di poter alternare tra teoria e pratica, anche perché nel caso in cui ci vengano dubbi o insicurezze durante il primo stage, c'è comunque il secondo anno in cui si può approfondire di più i dubbi che si hanno avuto, sì, che abbiamo avuto, scusate. E, e quindi Stai lo trovo molto... switchando all'italiano dopo essere stata lì immersa per ormai un mese abbondante Esatto, nel un po' mondo di inglese, difficoltà. quindi sì, capisco la difficoltà, però è tutto chiarissimo, Katia, tranquilla. Scusate. Ehm, E, quindi sì, lo trovo molto, molto formativo. Io ho deciso di frequentare l'ITS a Bardolino perché mi vedevo nel mondo dell'hospitality, in particolare dell'hotellerie, e ho tra i vari corsi è quello che è sembrato il più corretto per me. Al- Quando io dovevo scegliere non c'era ancora il corso di Chioggia e quindi avevo la scelta solamente tra Jesolo e Bardolino e guardando attentamente tutte le materie che si fanno da una parte piuttosto dall'altra avevo deciso di proseguire il mio percorso a Bardolino perché c'è più la specifica per esempio del cicloturismo o del food and wine, quindi tutto ciò che è specifico del territorio di Bardolino e della provincia di Verona. Quindi diciamo che non solo ci sono diversi corsi, ma ci sono anche all'interno dei corsi diverse possibilità in base agli interessi della persona e questo credo sia una cosa molto valida. E, ritorno sempre nei soliti discorsi, mi dispiace, però do molta importanza anche al fatto che i professori o formatori, come è giusto chiamarli, hanno vera esperienza nel settore e raccontano e ci spiegano ciò che loro ci hanno messo anni per capire e per imparare e questa è un'opportunità molto, molto valida e che non capita tutti i giorni assolutamente perché anche andare in università abbiamo i professori ma magari non hanno tutta l'esperienza che potrebbero avere i formatori, ecco, che ci sono qui da ITS. Grazie Katia, hai messo in luce alcuni aspetti importanti, hai ragione, mi ero dimenticata di parlare di Erasmus, ma c'eri tu che mi coprivi su questo tema e quindi come aveva detto Katia nel secondo anno è possibile partire, fare l'esperienza di stage all'estero, quindi queste 10 settimane di tirocinio in un paese dell'Unione Europea, ovviamente viene fatta una selezione all'interno della fondazione, vengono messi a bando dei posti e i candidati idonei partono per fare questa esperienza. E poi interessante quello che ci ha detto Katia rispetto al vantaggio di avere questi professionisti in aula che vi trasmettono appunto delle modalità di lavoro che sono assolutamente aggiornate e anche con delle chicche, insomma, delle particolarità legate anche alla loro storia, alla loro esperienza. È molto affascinante anche ascoltare i loro percorsi e in qualche modo ritrovarsi, rimedesimarsi o immaginarsi fra qualche anno là dove sono ora loro e scoprendo anche delle professionalità nuove perché anche il mondo dell'ospitality e dell'accoglienza sta cambiando profondamente anche con l'introduzione di digitale, intelligenza artificiale e quant'altro e quindi ci sono veramente professionalità, figure professionali che magari noi nemmeno conosciamo, i ragazzi nemmeno sapevano esistessero nel momento in cui sono entrati in aula.
grazie a questi professionisti ci si può veramente già costruire, nel momento in cui ci si trova nei banchi di un'aula ITS, un network interessante di relazioni che possono dar luogo poi a collaborazioni, vedi nel caso di Matilde, da cui poi è nato uno stage all'interno dell'azienda di un formatore, ma poi anche collaborazioni future. Abbiamo ragazzi che lavorano adesso anche stabilmente all'interno delle aziende di alcuni nostri formatori, ma chiaramente sono alcuni casi diciamo isolati. Poi il grosso dei nostri corsisti, anzi direi il 90-95% di loro, ha un anno dal diploma, trova occupazione nel settore per il quale si è formato. Questa è la formula un po' di successo degli ITS e in particolare di ITS Turismo, che ci rende molto soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo con i nostri corsisti. Se c'è qualche domanda, ragazzi, la potete scrivere in chat. Volevo ricordare un attimo come funzionano le selezioni, perché è una cosa che di solito i ragazzi che ci ascoltano chiedono sempre, siamo sempre molto curiosi di sapere come si svolgeranno. Non so, Matilde, ti ricordi com'è andata nel tuo caso? Da cosa era costituita la prova di selezione? Vuoi dircelo tu? Semmai io integro. Certo, va bene. Allora, io ho fatto le selezioni appunto a luglio dell'anno scorso, la prova è stata suddivisa in due parti. La prima è appunto un test di cultura generale che si fa appunto in sede a Jesolo. Successivamente, nella stessa giornata, si fa poi il colloquio motivazionale insieme ai selezionatori, insomma, di ITS, e nel mio caso c'è stata anche una parte di, diciamo, discussione in lingua inglese, dal momento che l'inglese è uno anche dei corsi principali che affrontiamo durante le lezioni, e quindi mi sento di dire, ecco, che anche questa è una cosa molto interessante di ITS, ovvero il fatto di avere la possibilità di non abbandonare le lingue una volta terminati gli studi superiori, ma di portarli avanti, ecco. Quindi test a crocette di cultura generale e poi un colloquio motivazionale. Esatto, esattamente, proprio così. E per quanto riguarda le lingue, colgo l'occasione per ricordare che i corsi Events and Digital che sta frequentando Matilde e il corso Art and Culture AI con sede a Venezia hanno come lingua tra le unità formative l'inglese, mentre per gli altri corsi che sono più legati all'ospitalità, al turismo, al territorio, prevediamo inglese e tedesco. La conoscenza dell'inglese è un prerequisito per noi, quindi già come diceva Matilde in fase di selezione lo verifichiamo sia con qualche domandina nel test di cultura generale, che è un test a crocette che si fa al PC, sia poi nella fase del colloquio di motivazione in cui si fa qualche domandina in inglese per verificare anche la conoscenza orale. Chiaramente non ci aspettiamo una certificazione C1, ma insomma un livello perlomeno scolastico, un buon livello, una buona fluency, ecco, diciamo così. E poi per quanto riguarda invece il tedesco, nelle classi abbiamo spesso anche dei principianti, quindi può succedere che ci siano ragazzi che non hanno mai fatto tedesco. La gestione in questo caso è affidata un po' all'abilità del formatore, che cerca di dividere la classe in più gruppi, gestendo livelli diversi, quindi con attività differenziate. L'obiettivo è che tutti acquisiscano, anche i principianti, quel minimo di dimestichezza con la lingua che gli permetta poi di entrare in stage e saper più o meno esprimersi. Chiaramente non ci si può aspettare da principianti di arrivare in fondo al percorso con un livello molto alto di tedesco, ma quantomeno con l'autonomia di poter sostenere una semplice conversazione sul tema ospitalità e turismo. Ecco. Bene, vedo Samantha che è in linea. Allora, io sono venuta in linea intanto per ricordare che sono le 15:29, quindi mantenere le promesse fatte sia al nostro pubblico, sì, ma anche alle due ragazze che ci hanno gentilmente certo. concesso una mezz'ora del loro tempo. Allora, mi sono distratta un attimo, però ti ho sentito parlare del test di cultura generale, quindi non so se hai già risposto, per cui io te la rimando, la domanda è cosa bisogna preparare per il test di cultura generale, però forse hai già risposto. Ma in realtà abbiamo detto solo cultura generale, direi un po' di geografia, di destinazioni turistiche, c'è qualche domanda di logica nelle quali in realtà non c'è da prepararsi più di tanto, perché si tratterà di domande di ragionamento, domande molto semplici con calcoli matematici, qualche domanda di inglese in cui si deve completare la frase con la preposizione o il verbo coniugato nel modo corretto. Matilde, erano cose di questo tipo, giusto?
Sì, assolutamente, confermo. Ecco, sì, non c'è un manuale su cui prepararsi, quindi chi è fresco di maturità teoricamente dovrebbe affrontarlo con molta più leggerezza e semplicità rispetto alle 3 prove, della maturità, ecco. Anzi, e tra l'altro tu Matilde, dato che hai detto che hai 24 anni, non eri neanche così fresca di maturità, che quindi cioè, sei un po' allenata ad essere, diciamo, un po' sotto stress, eccetera, per cui è abbastanza affrontabile. Invece, siccome sicuramente porterà via 2 minuti di risposta, però ha un sacco, cioè ci sono un po' di domande che possono essere Okay. utili a più persone, Perché chiedono... io non le vedo, sai, è per quello Ah, che non ok, tranquilla. A sì. carico di chi è il costo degli stage? Sì, gli stage in realtà non hanno un costo, nel senso che, non è prevista una remunerazione per lo studente, ma eventuali benefit ovviamente sono ben accetti. Molto spesso vi sono, aziende che mettono a disposizione vitto, alloggio. Ovviamente è un'esperienza che si fa è un'esperienza di formazione, si entra in un'azienda, ci si mette a disposizione per, imparare e l'azienda restituisce con del tempo dedicato per formare il ragazzo, quindi non c'è un costo a carico del corsista per la formazione, assolutamente. E poi sono previste le esenzioni borse di studio su base ISEE? Sì, sono previste con modalità che variano di anno in anno. Fino a quest'anno eravamo in regime PNRR, quindi c'erano delle modalità particolari. Dall'anno prossimo ci saranno altre formule e saranno sicuramente su base ISEE, ma daremo informazioni mano a mano che le Sì, avremo anche poi noi esatto, in poi base ai solitamente fondi, alle disponibilità. Sì, brava, sì, poi anche questo comunque vi viene comunicato, cioè nel momento in cui siete preiscritti e fate il test di selezione, passate, eccetera, dalla didattica vi viene data ogni singola informazione sia via mail che pure telefonando, quindi questo potete avere certo. informazioni proprio più puntuali dalla segreteria. Ultima che leggo, l'alloggio gratuito per i fuorisede è concesso solo a Belluno. A Belluno e ad Asiago, per il periodo delle Esatto. lezioni in aula, quindi nel periodo tra ottobre. In realtà i corsi di Belluno e Asiago hanno una formulazione un po' diversa rispetto agli altri per sfruttare al meglio la stagione invernale per fare lo stage diciamo in inverno e sfruttare la stagione, l'articolazione è un po' diversa, quindi si sta in aula tra ottobre e gennaio circa, poi si fa uno stop di 2 mesi e mezzo per lo stage nel cuore dell'inverno e poi si rientra in aula in primavera. Per il periodo delle lezioni d'aula c'è la possibilità dell'alloggio gratuito per i fuorisede, quindi Belluno e Asiago. Ovviamente andrà segnalato in fase di selezione, ecco, se c'è necessità dell'alloggio. Ok, E l'ultima cosa poi che approfitto di l'ultima dire domanda Giulia, perché a sì, questo gli vorrei rispondere anche per sì. tranquillizzarla, perché non è la prima che me la fa, forse sono un po' troppo grande per questo corso, ho 29 anni, cioè No, assolutamente no. assolutamente. Posso dire assolutamente di no. Diciamo che abbiamo sia ragazzi neodiplomati, come poteva essere Katia che è arrivata dopo il diploma, ma Matilde che aveva già conseguito una laurea triennale. Abbiamo ragazzi anche un po' più grandini, attorno ai Io ne 30 avevo anni. beccato uno a Jesolo che avevo recuperato per una testimonianza, aveva, se non mi sbaglio, 27 o 28 anni e qua Ecco, con me poi c'è una ragazza che è in stage e che in classe sua, che fa, lei frequenta il Master Art and Culture, c'è una signora di 50 anni che ha deciso di fare confermo, anche skill a per Bardolino. reinserirsi. Anche a Bardolino Quindi per il secondo anno consecutivo abbiamo comunque avuto una persona di circa 50 anni che ha deciso di riconvertirsi professionalmente e quindi assolutamente non c'è un limite di età e 29 anni mi sembra una buona età per mettersi in gioco e con la maturità giusta, ecco, per questo percorso. esatto, infatti dico questo e dopo chiudo. L'unica Sì, cosa è che ovviamente cioè, è un percorso un po' vincolante, quindi l'unico limite di quell'età è che è chiaro che devi valutare o di avere un lavoro che ti permette sì, di andare certo. a lavorare, diciamo, nel pomeriggio barra sera e quindi avere bene o male le mattine libere, perché comunque, come sicuramente Giulia ha specificato prima, c'è la frequenza obbligatoria di Sì, almeno forse non l'ho detto, c'è l'80%. una frequenza obbligatoria dell'80% e le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, tutte le mattine e qualche pomeriggio. Il calendario viene inviato agli studenti ogni 2-3 settimane, quindi non è un calendario fisso dall'inizio alla fine dell'anno, ma ha una variabilità soprattutto nei pomeriggi, quindi può esserci la settimana senza pomeriggi, quella che ne ha due, quella che ne ha tre, quella che ne ha uno solo
e questo è dovuto proprio al fatto che noi dobbiamo letteralmente rincorrere i professionisti, gli esperti, toglierli dai loro uffici e farli entrare nelle nostre classi. Per cui ecco, questo è un po' il limite di questo punto di forza, ecco, mettiamola così. Esatto. E, Ecco, scusami, rispondo sì, all'ultima, ma perché sì, mi permette di dare anche un input su altre cose. sì, Mi domandano, c'è un buon network intorno al master, events e digital? C'è la possibilità di fare conoscenze nel settore? Cioè, assolutamente sì, ma non solamente su quello, in realtà tutti i master hanno per quasi oltre l'80%, ormai siamo anche un 85-90% docenti che in classe, che avete in classe sono di fatto imprenditori liberi professionisti, sono imprenditori del settore, quindi di fatto in certo, realtà avete già il network che lavora in classe con voi e che vi porta a casi concreti e diretti. A sì, voi poi la capacità di cogliere, diciamo, di cogliere al meglio le unità formative che affrontate con loro, poi chiaramente se ci sarà l'opportunità di fare uno stage, se li avete avuti in classe e sono stati i vostri docenti, a maggior ragione magari potete, diciamo, sviluppare certo. un nesso un pochino più stretto, ecco, questo, insomma, l'ITS è fatto di tante occasioni che possono venirsi a creare, ecco, quello sicuramente. Esattamente, esattamente. Per fare solo alcuni nomi, perché nel corso eventi di Verona, collaborazioni con Verona Fiere, con Festival Lirico Arena di Verona, quindi insomma anche con Con un po' Verona gli Fiere che highlight della oltretutto è città, venuto quindi a fare, esatto, che è venuto a fare anche delle ore di lezione in classe, quindi è proprio tutto collegato, ma anche la nostra stessa Matilde in realtà adesso sta facendo lo stage da un professionista che si occupa di eventi e è stato docente di ITS, per cui è tutto molto collegato. vi lascio con Bene. un'ultima cosa che vedete sullo schermo. Se avete interesse e piacere a venire a visitare il nostro campus a Jesolo, abbiamo ancora 2 occasioni, i nostri Open Campus Experience, l'ultimo mercoledì del mese. Vi potete iscrivere sempre al link che trovate sul nostro sito nella sezione orientamento. È un'ora e mezza di presentazione dell'offerta formativa molto veloce, ma in realtà c'è la visita al campus, a tutte le sue dotazioni tecnologiche, e poi incontrerete anche un nostro docente, un nostro formatore che farà una piccola open lesson per voi, quindi potete venire a visitarlo anche accompagnati da genitori o familiari che si possono anche loro iscrivere. Quindi vi Esatto, aspettiamo a Jesolo. lo dico in anteprima perché questa, diciamo, la sto un po' tenendo ferma io. In realtà entro la fine della settimana nel sito e anche sui social usciranno le date anche per gli Open Day in presenza, quindi non lo so, se Jesolo è troppo scomodo, Sul non volete venire territorio, fino a certo. là, esatto, sicuramente abbiamo previsto degli appuntamenti a Chioggia, a Treviso, a Venezia, a Belluno, insomma adesso li stiamo definendo, entro massimo questo venerdì li troverete sparati su tutti i social e vi aspettiamo numerosi anche perché sicuramente ci sarò io, quindi ci possiamo anche mettere da parte, vi possiamo anche ridire le stesse cose, per noi non è un problema, l'importante è che arriviate al momento della selezione o anche della scelta senza alcun dubbio, ecco, Certo. questo per noi è essenziale. Bene, basta, Grazie le Samantha. 15:39. Direi che ci siamo dilungati a sufficienza. Lasciamo Matilde e Katia che possono ritornare alle loro attività. Grazie per il vostro tempo, ragazze, per la vostra disponibilità. In bocca al lupo per questo stage e arrivederci a tutti. In bocca al lupo a chi ci ascolta per la conclusione del proprio percorso. Ci vediamo a Jesolo. Grazie mille, grazie Ciao, ragazze. Ciao, arrivederci Grazie a a ciao tutti. tutti. Giulia. Ciao Ciao, ciao. ragazze. Ciao. Ciao, grazie.